Socio? Sì? Un sonetto. Andiamo una scavata, cosa si tratta? L'abbiamo imparato, è qua. Mettiamolo in cassaforte. Con le 3 mandate. Socio? Dimmi! Ho fatto un colpo perché ho scavato, mi dà un bel segnale. Cosa hai visto? Mi sembrava un altro argentino. Eh? Quando qui, si viene a vedere, Amici follower. una roba rapida. Il mio socio ha detto di fare una roba rapida, amici follower, ma soprattutto Amici? andiamo a spazzolare un altro campo, uno nuovo, che questo qua è vero che non siamo mai stati qua. Ciao, ciao amici, ciao ciao ciao. Socio, Sì? ma sei sicuro che mi hai portato sul campo giusto? Amici, spazzolare qua in mezzo, Seguimi di qua. Seguito. Ringraziamo tutti Grazie. per il supporto. Venga. Guicio. Oh, eccolo. Questo è il nostro campo. Bello. Ti piace? Bello. Come ci arriviamo? Sto già spazzolando, socio. E c'è già un segnale. Sì. Numero Numero 7. Corri. Venite a prendere la bandierina. 21. 21, vediamo di cosa si tratta. Diamo una scavata. Oggi mi sento molto di agapatantuon. Andiamo una scavata, di cosa si tratta. Prendiamo un pointer. Non funziona. Non si sente. Adesso si sente. Socio, colpo sicuro. Colpo secco. Abbiamo preso, Guarda, lo abbiamo in pugno. L'hai in pugno? Anzi, lo abbiamo in pala. L'abbiamo in pala. È qua. È lì qua. dentro. È questo ferro qua, Niente. vero? Questo chiodo? Sì. Abbiamo già iniziato con il primo ferro. Sì, Il peccato. primo ferro non si scorda mai. No, mai. Feeling, il primo ferro, feeling. Buchina. Buchina. E di rima cosa fa? Monetina. Monetina. Eccola qua. Diamo Cosa una abbiamo tirato monetina su? Così. Andiamo cosa si tratta. Il nostro centesimino. Oh, quelli non mancano mai. Mai. Ben tenuto però, Sì. Guarda. Sì. Oh, opla. Si vede bene, non serve sovrapporre niente, vero? Sotto Esatto. il programmino che abbiamo solo a noi dedicato. E un centesimo di Vittorio Emanuele. Giriamo anche dall'altra parte. Sì. Vittorio Emanuele, secondo. Bella. Mettiamo nella, Oh! nella box. Sverniciamo la drop box portando via le mosche. Il pieno. Perché stanno si stanno morendo. È finita la stagione. Eccoci qua, la prima monetina della box. Via. Socio, Sì. un sonetto. Allora, fuori e fuori. Forse. Perché dentro non suona più. E come Ma al solito sai il famoso sparisce. eccola qua. Sì, un tappo. Vabbè. Che spariscono le cose. Sì. Noi ripuliamo come sempre e ricordatevi sempre di stroppare, che in italiano sarebbe chiudere le buche. Un buchino qua, un buchino qua, un altro segnalino qua. Iniziamo con le punture. Bene, qua infiltrazioni non ce ne sono, signore? Sì. Sì, lei a casa ha il terreno abbastanza giusto. Ma dobbiamo dire che noi siamo molto fortunati Perché? rispetto ai nostri amici che devono scavare sulle rocce, Ah, su questi prati durissimi. Noi abbiamo- invece siamo pieni di campi sabbiosi. E lì però, Sì, secondo me è un po' più sotto. è un po' più profondo. E noi andiamo a scavare, Mi scavicchi? perché io scavicchio ma non apro, scavicchio ma non apro. Oh, vedi che era in profondità. Ah, tirato fuori. Oh. Sentiamo la pala. Guarda, vedi? Alzala qua, subito. Adesso andiamo a fare una mezza. Eccola. Ed eccolo Oh, qua. vedi cos'è? L'altro tappino di San Pellegrino. Ma io dico, buttali sul bidone, non impiantarli, non crescono. Per gli amici che ci seguono da casa, se piantate il tappo, non cresce la bottiglia di San Pellegrino. Socio, 30, 21, 24. 30, 18, 19, un segnale un po'. 32. Guardami. Allora, o è alluminio, Mhm. 32, o è argento. E i vostri commenti a noi ci piacciono, ci piace anche interagire. Ma quando ci si accusa, no, socio, gratuitamente a due persone come noi, due vecchietti, Sì. io ho 22 anni, tu ne hai Vecchio 23. io dice qualcun altro. Due persone anziane, va bene, che si dilettano a passare via a trovare cose. Io vado a scavare, dov'è la pala? Mentre le nostre donne lavorano per perché, noi. Diciamolo, socio, qualcuno questo sporco lavoro deve farlo. E non non fanno noi. le donne, no, noi. Forse la mia, eccolo là, eccolo là. Guarda che moneta! No, ma è sarà quello lì, questa. è quello. No? Sì, Questo. quello è. Ma sai che fusi di qualcosa. Qualcosa è. Qualcosa a era. casa, E vedete. lavarlo e Esatto. capire un attimo Guarda, cos'è. questo per curiosità lo porto a casa e lo lavo e ci do una. Anche perché ha un rumore molto metallico ma strano. Se non è calcestruzzo. Non è calcestruzzo, che sembra un misto. Ragazzi, lo portiamo a casa, casomai lo vivisezioniamo per vedere cos'è. Esatto.
Allora, cosa mi hai tirato fuori? Allora, sembrerebbe un anello di un gigante. No, è una rondella di una tenda militare. Quindi come sai tutte queste cose? Ho varie lauree. Sì? Sì, sì. Fra cui in tende militari. Ah, ho capito. Sì, sì, sì. Perché ricordati, chi in tenda e chi in roulotte. Grazie. Un vecchio saggio diceva. Sì. Si vede che sta tramontando il sole. Quando tramonta il sol, là in teletere. Sento qualcosa, socio? Sento qualcosa? Qua. No, le mani. E qui? Un piombo. È ben schiacciato anche. Sì. No, sai cos'è questo qui? No, questo qui è una punta di un cucchiaio. Andiamo avanti, socio, non fermarsi mai! Dai, corri! Corri, ragazzo, laggiù! Socio! Dimmi! Mi si affianchi qua, mi vengi Prego. vicino. Sì. Che c'avevo il sole. Allora ho fatto un colpo. Inquadrami che ti spiego un attimo. Sì. Ho fatto un colpo perché ho scavato, mi dà un bel segnale. Ho scavato e ho visto. Cosa ha visto? Mi sembrava un altro argentino. Eh? E invece poi mi sono, diciamo così, calmato quando qui, se viene a vedere, Ah sì, adesso la vedo. La vedi? vedo. Sì, una piccola monetina. sono i 50 lire nostri, ti ricordi? Sì. Quei piccolini che avevano fatto, Sì. uno degli ultimi. Ecco qui. Guardiamo se 1996. Ha un po' d'osso. d'ossido qua, vabbè, Ci però basta. è tenuta benissimo. stava Vedevi per che cadere. ma io sono come un fellino, vedi? Colpacino. Colpacino da 50 lire e colpacino. Diciamo la verità che sono anche difficili da trovare questi qua, perché non è che ne hanno fatti tanti tantissimi. e dopo ne hanno subito tolti via perché dopo è venuto fuori l'euro. Esatto. Sai cosa facciamo con questo qua? Cosa facciamo? Questo qua lo facciamo un colpacino Mhm. e lo mettiamo insieme al L'argentino. argentino. Ha fatto rima, un eh? colpacino Rima. argentino. Oggi mi sento poeta. Finché Ello mi va in giro Per il drone a divertirsi. divertirsi e io sudo qua e scavo e produco. Guarda cosa ti ho trovato. Ti ho trovato, dandogli una piccola spazzolata, un sigillo di sicurezza Omega. Ecco qua, come dicevamo prima, è un sigillo di garanzia Omega, È di veramente originarietà Omega. Se qualcuno di voi sa dirci di che sigillo si tratta, ci fa una cortesia, perché ha da una parte e anche dall'altra. Non sappiamo Di cosa si di cosa si tratta. O come veniamo utilizzato. Esatto. Come materiale mi segna tipo piombo, sembra un sigillo che ha la sua età, Vedi che però c'è non anche so. un foro, vedi, Esatto, passante. non so di cosa potrebbe. Beh, colpacino, no? Sì, È una cosa sì, sì. datata. Particolare, Esatto. una cosa un po' ricercata. Se per favore i nostri amici follower, quelli che ovviamente si iscriveranno al nostro canale. Graziamo a tutti. Grazie veramente, e ci fa piacere anche perché ci stiamo divertendo e vi state divertendo, quindi grazie. Sì. Faccio segnalino, Oh, lo hai in mano, Lo ho sai? in mano. Lo hai in mano. vediamo di cosa si tratta. Oh, che bella. Cos'è? Sì, vedi cos'è? No. Ma dai, Aspetta, si vede lontano un miglio, si vede. Io mi servono servono gli occhiali. per un. Beh, una maniglia, no? Sì, è una Tipo una maglietta maniglia. che là di tipo cassettiere, cassettoni. Sì. Adesso vedo. Oh, che bella. Bella, molto bella, antica. E qui vedi, si incastra, vedi che c'è il permettino Sì, rotto. sì, che andava su e giù dopo. per aprire il cassettino. Sì. Tipo ciondolava così, poi tiravi su e aprivi il cassettino. Esatto, bravo. Ho fatto una laurea su. Sai vedo, che sono vedo. laureato in apertura di gingilletti che Sì. aprono il cassettino quando li trovi nelle terre, lo sai? Sì? Sì, proprio sta laurea a casa. Perché è proprio sul pergamena. Sì. Ho due pergamene che non ci Sì. stava su. Mette via? Metto via perché è pergamena. Mia moglie dice che mi si aprono i cassetti delle minchiate tante volte. nella testa. Avete visto Inside Out? Uguale. C'è rabbia, io c'ho cazzata. Lei apre il cassettino e spara. Vabbè, mettiamo via. Dropbox? No, piango. non ti guardi, Ah, faccio sì, vedere. niente, Faccio vedere. Mosche di Bastback. Carissimi amici, siamo qui riuniti per trovare delle monetine. Ce l'hai in mano? No, era l'anello. Ah, il tuo anello? Sì. Eccola, trovata. Socio. Mica? Monetina. Sempre il centesimino. Quanti centesimi? Perché erano piccoli? Già lo Neanche Stato io. faceva le monetine piccole sono all'ombra? Sì, Adesso sono al sole? sì, sto bene? no, Sono ben bellissimo, pettinato? bellissimo. Sto bene? Amici follower, un commento su come sono ben pettinato, vi va bene? Allora, questo è un centesimo come quello di prima, ben tenuto anche questo, vedete? Sempre di Vittorio Emanuele II. Una bella box di gadget. Andiamo. Vai! Un segnalino. Cos'è? E adesso Ti va andiamo un davanti? attimo che vado. Ti va col point? Sì. Sai cos'è? Un pallino? Un pallino da moschetto forse, Sì. No, so se. Sì, strano. Pallino da strano. moschetto no, perché deve Con essere una puntina. Ringraziamo per il supporto E che ci possono dire cosa e se possa ci essere? dicano cosa sia sta cosa qua. Boh. Il sole ci sta abbandonando. Ci sta abbandonando. Facciamo un'altre due spazzolate, socio, tanto che faccia
le pochettino 7, più buio. più buio, e poi ce n'hai, me guardio, ce n'hai ma cas. Allora, c'è pervenuto In superficie anche. sì. Questo, che non è il primo che trovo, cioè ne ho trovati un paio, ma non sappiamo cosa sia. Sicuramente Sì, il ferro. ferro Allora, no, perché ferro sarà ruggine. chiediamo l'aiuto di casa. L'aiuto da casa, chi chiami? Oh zio Peppino! Oh zio Peppino che sei in tuo succo di Calabria, che ci dici che questo qua che dice che cosa? Che ci dici che tu non gusto e te danza a nasa. Ma tu su gas. Socio, Dica. io sono il braccio e tu ovviamente Certo, ti sto la mente. riprendendo. Esatto, c'è un segnalino Lì. vicino picciò qua in superficie. Di cosa si tratta? Piombino? No, monetina. All'idea proprio così, al primo impatto sembrava Sì. un piombetto. Allora, questo socio è una bella monetina. Mi è caduta la pala sul Sì. piede, ma avete visto amici che non ho urlato? I 5 centesimi spiga. Oh, questi non mancano Questi non mai, mancano mai. ormai. Allora, visto che abbiamo trovato questi, non troviamo più niente. 5 centesimi spiga. Penso che sia l'ultimo ritrovamento perché fa buio e non riusciamo neanche a... Lo giro. Vai, lo giri, si vede un po' meno, ma si vede, si capisce subito la Sì, testa sì. di Vittorio Emanuele III. Cosa diciamo, socio? Che ci possiamo anche fermare qui? Sì, perché il sole... Guarda, riprendimi il sole un attimo, giriamo. Con questo tramonto Bellissimo, chiudiamo qui anche oggi. salutiamo i nostri amici, follower. Ma soprattutto Amici. ricordiamo che Ci vediamo come al solito alle 13:30 di domenica su YouTube! Bravo!